Oggi è il giorno dell'interrogatorio di garanzia in carcere per la convalida del fermo di Martina Patti, la 23enne accusata dell'omicidio della figlia Elena di 4 anni, uccisa a coltellate a Mascalucia. L'indagata è accusata di omicidio premeditato, pluriaggravato e occultamento di cadavere. E sempre oggi viene eseguita l'autopsia sul corpo della bambina nell'obitorio dell'ospedale Cannizzaro di Catania. La procura e l'avvocato Gabriele Celesti, che difende la donna, hanno nominato i propri consulenti di parte. Martina Patti è sorvegliata a vista nella sezione femminile della casa circondariale di Piazza Lanza a Catania. È stata più volte chiamata in infermieria per un supporto psicologico. Il suo avvocato seguirà la strategia difensiva della perizia psichiatrica, ma lei è serena e tranquilla, almeno apparentemente. Provato invece il padre della piccola Elena. Alessandro Del Pozzo racconta il suo dolore e la sua rabbia in una lettera in cui si legge: come si può reputare un raptus quello che ha fatto Martina? Un omicidio premeditato e studiato in ogni particolare. Sono distrutto, prosegue, mi sento un vuoto dentro incolmabile, ho sempre promesso a mia figlia che l'avrei tenuta al sicuro come ogni buon padre farebbe e avrei dato la vita al suo posto. L'ho chiesto a Dio, ma non accetta sostituzioni. Non potevo mai e dico mai pensare che l'avrei dovuta proteggere proprio da sua madre. Tutti parlano dell'amore della mamma, ma nessuno parla dei sacrifici che fa un padre. Martina è un mostro, non meritava una figlia come Elena, speciale ed unica in tutto. Elena vive ogni giorno dentro il mio cuore. Prosegue poi ancora Alessandro Del Pozzo: ho sentito parlare di pazzia e di gelosia morbosa, ma non ho sentito parlare di cattiveria e di sadismo. Come si può reputare un raptus quello che ha fatto Martina? Non si è nemmeno pentita di aver ucciso la bambina, bensì ha messo Elena dentro dei sacchi della spazzatura, l'ha sotterrata, si è ripulita e ha pulito. Ha inventato un sequestro creandosi un alibi e ha colpito la sua macchina per inscenare un'aggressione. 24 ore di bugie.